Rivalorese per dare una sferzata alla sua stagione, Recreativo per cercare quel miracolo che sarebbe la qualificazione ai playoff al Torbella di Rivarolo. La 19ª giornata di campionato delle formazioni di Mineo e dell'ex Migliaccio si sblocca già dopo 5 minuti. Stop, controllo e tiro potrebbero sembrare quelli di un attaccante, e invece è Cagnana che sblocca l'incontro con una giocata pregevolissima. Vantaggio locale che dura un quarto d'ora. Al 20° Durman realizza il pareggio su azione d'angolo. Il Recreativo spinge a una doppia occasione, prima con una rovesciata, poi con il palo colto da Ronaldo. La Rivarolese controlla e colpisce. È il 34° quando, su azione d'angolo, Ribuffo mette al centro per Di Franco, che realizza il terzo gol consecutivo in campionato. A un minuto da fine primo tempo il Recreativo va dal dischetto con un rigore che ha fatto infuriare la Rivarolese. Per gli 11 metri Durman spiazza il portiere e manda la partita a riposo in parità. Nella ripresa, dopo il secondo palo della formazione ospite, arriva il terzo gol di Durman, che di testa in aria nel mezzo della difesa locale completa la tripletta che vale 3 punti pesantissimi per il Recreativo. L'ultima delle immagini di Alessandro Vaccari è infatti il tentativo di Mineo, che è anche la resa della Rivarolese.